Nella sanità pubblica del Veneto ci sono numerose falle, ne parliamo spesso qui a Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. La pandemia ha aggravato quelle che erano delle criticità ormai strutturali, delle carenze croniche come quella legata al personale. Il primo forse dei problemi, i buchi negli organici della sanità pubblica del Veneto, la fuga di medici, infermieri ed altre figure professionali sanitarie verso altre regioni, verso l'estero o anche e soprattutto verso la sanità privata. E allora succede che nei pronto soccorso del Veneto siano scoperti in questo momento 229 posti dalla pianta organica. Il settore dell'emergenza-urgenza è tra quelli più in crisi e tra quelli da cui l'emorragia di medici, infermieri e professionisti è più acuta, e quindi la regione cerca di correre ai ripari offrendo 100 euro all'ora per fare turni aggiuntivi in pronto soccorso. Un accordo siglato tra la regione e i sindacati che prevede che i camici bianchi già in servizio in quel tipo di unità operativa, ma anche in altri reparti, potranno svolgere appunto turni aggiuntivi. L'obiettivo è tamponare questa situazione critica, appunto provare a coprire i 229 posti scoperti della pianta organica. La notizia è sui giornali di oggi, a partire dal Gazzettino che titola "Medici a 100 euro all'ora in pronto soccorso, c'è l'intesa regione sindacati, Veneto turni aggiuntivi per i dipendenti anche di altri reparti", scoperti appunto 229 posti. L'assessora regionale alla sanità dice che in questo modo l'obiettivo è quello di limitare il ricorso alle Coop. Il segretario regionale del sindacato Cimofesmed, Giovanni Leoni, esprime soddisfazione, parla di un primo passo che migliora la situazione assurda per cui il lavoro del medico dipendente vale poco più della media di quello di un libero professionista, da 35 a 60 euro lordi l'ora in orario normale, 60 euro lordi l'ora per prestazioni aggiuntive, la metà circa per le ore straordinarie notturne e festive, peraltro impossibili da recuperare. Si inizia dal pronto soccorso, ma il problema è analogo per tutti i reparti e i servizi collegati direttamente all'emergenza-urgenza, il cui lavoro deve essere rivalutato viste le necessarie sinergie per la diagnosi e la terapia. Insomma, Leoni dice la paga deve essere pari a quella della libera professione. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è giovedì 4 agosto 2022, io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno riguarda i nodi della sanità del Veneto e in particolare le nuove disposizioni della regione, l'accordo siglato con i sindacati per provare a tamponare l'emorragia di medici dai pronto soccorso del Veneto. C'è anche l'accordo per il riparto dei fondi ulteriori per le retribuzioni che serviranno ad appianare gli squilibri tra le diverse aziende. Vediamo questa notizia sui quotidiani del gruppo GEDI. Accordo con i sindacati, medici, arriva l'ok sull'aumento dei salari. In realtà si tratta appunto di un accordo relativo all'incremento dei fondi della dirigenza sanitaria, che è un accordo che prende atto dell'incremento delle risorse a seguito di un recente parere del Ministero delle Finanze, che ha ridefinito i criteri di distribuzione delle stesse risorse appunto tra le varie aziende del sistema sociosanitario. Si tratta complessivamente di 15 milioni di euro e 416 mila di incrementi, con quote che iniziano dal 2019 e cresceranno ogni anno successivo per andare a regime nel 2026. Si tratta di fondi in sostanza che serviranno a parificare le retribuzioni dei medici delle varie ULSS che al momento sono appunto diversificate, quindi quella a beneficiare del maggior incremento in termini assoluti sarà l'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, seguita poi dall'azienda ULSS 6 Euganea e dall'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.
Ma i nodi della sanità del Veneto, la sanità pubblica del Veneto, non si limitano certamente alla fuga dei medici e quindi al problema di come trattenere nella sanità pubblica i medici, ma non solo, anche gli infermieri, tutto il personale sociosanitario. Ci sono altri aspetti, come ad esempio la questione legata agli stipendi dei direttori generali pensionati e che appunto continuavano a percepire uno stipendio restando appunto nel loro ruolo di direttori generali delle ULSS. E allora pare ci sia un parere del ministero, il Gazzettino titola così: DG pensionati e stipendiati, c'è il parere del ministero, ci dà ragione, cumulo ok. L'ufficio legislativo della pubblica amministrazione dice però che è urgente un intervento parlamentare per evitare ulteriori incertezze. L'avvocato a cui si erano rivolte le varie ULSS per i casi dei direttori generali dice: ora i DG possono revocare la loro autosospensione dall'emolumento, sì, perché in attesa di capire i profili di legittimità dei loro casi, i 4 direttori generali interessati, cioè quelli in pensione, che però svolgendo il loro ruolo continuavano a percepire anche lo stipendio da direttore generale oltre alla pensione, ebbene in attesa appunto di vedere chiarita la loro posizione si erano autosospesi lo stipendio. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: stipendi ai direttori generali in pensione, Roma rassicura il Veneto, ma appunto questo parere degli uffici del Ministero per la Pubblica Amministrazione chiede un intervento legislativo che è necessario e urgente per definire chiaramente la disciplina applicabile al caso di specie. Insomma, comunque per il momento sembra risolta la situazione dei direttori generali, o almeno così dice il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia, che dice: è stata fatta chiarezza come avevamo chiesto, per la quale ringrazio il ministro e il Dipartimento della Funzione Pubblica per il lavoro svolto. Allo stesso modo i tecnici dell'area sanità e sociale della regione naturalmente sottolineano che il parere autorevole conferma la piena legittimità dell'operato della regione, ponendo fine ad ogni possibile equivoco e confermando l'auspicio che il nuovo Parlamento dirima in modo definitivo ogni possibile fraintendimento. Queste le dichiarazioni appunto della regione, ma come scrivono i quotidiani del gruppo Gedi va ricordato che al netto del parere arrivato alla regione su questo aspetto c'è un fascicolo aperto in Corte dei Conti. La procura contabile del Veneto infatti sta facendo degli approfondimenti per possibile danno erariale alla luce dell'accumulo tra pensione e stipendio da manager della sanità pubblica. L'inchiesta veneta punta a verificare il rispetto della norma nelle procedure da parte di chi ha pagato e non dei beneficiari. Da legge a firmare i decreti di nomina dei direttori generali è infine il presidente della giunta regionale, nel caso del Veneto quindi Luca Zaia. Al momento, è bene precisarlo, non ci sono indagati nella indagine appunto della Corte dei Conti, sia in fase preliminare di istruttoria, si stanno ricostruendo gli atti e si potrà arrivare a un'eventuale contestazione solo in caso di dolo o colpa grave. Un nuovo tassello a questa complicata vicenda è arrivata nei giorni scorsi. La sezione d'appello della Corte dei Conti di Matera con una sentenza ha chiarito quella che potrebbe essere una soglia che potrebbe rivelarsi dirimente nel risolvere la questione del divieto di cumulo, e cioè la soglia dei 65 anni di età. Insomma, la faccenda è tutt'altro che chiusa, vedremo come evolverà e come si concluderà, speriamo prima o poi definitivamente, questa storia. Nel frattempo quel che è certo è che a capo delle 9 ULSS, di 4 delle 9 ULSS del Veneto, ci sono altrettanti direttori generali che sono attualmente pensionati ma continuano a svolgere il loro ruolo essendo stati nominati dal presidente della giunta regionale Luca Zaia.
Chiudiamo con 3 notizie flash. La prima dalla politica: autonomia, la Lega ha le mani legate da Fratelli d'Italia. Questa la dichiarazione del Partito Democratico del Veneto, la troviamo sul giornale di Vicenza di oggi, e la caduta di Draghi è la conferma dell'impotenza di Zaia, che si era prodigato proprio per il contrario. Queste le parole del segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella, all'indomani del tour di Salvini in Veneto. La visita di Salvini, del leader della Lega in Veneto, ha certificato una realtà di cui da tempo sospettavamo. Sull'autonomia la Lega in Veneto ha le mani legate. Ci sono 2 pesantissime contraddizioni che rendono non credibili le eterne promesse, dice Martella, rinnovate puntualmente anche in questa tornata del 25 settembre. La prima direttamente insita nell'accordo con Fratelli d'Italia: prospettare uno scambio tra presidenzialismo e autonomia significa disegnare un percorso impraticabile, avulso dalla concretezza. La matrice di Fratelli d'Italia, la cui forza è di gran lunga maggioritaria nel fronte del centrodestra, è infatti inequivocabilmente centralista e statalista. Sarà questa la linea dominante. È davvero improbabile pensare a modelli di autonomia come quello predicato dalla Lega in Veneto. La seconda contraddizione è appunto invece quella, secondo Martella, legata alla spallata decisiva data dalla Lega di Salvini, che ha posto fine alla legislatura e quindi al governo di Mario Draghi, mentre presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia, nelle settimane precedenti alla caduta del governo Draghi, si era speso per appunto a sostegno di questo governo e anche per annunciare che si era arrivati all'ultimo miglio per la firma dell'accordo dello schema finale per quanto riguarda l'autonomia. Torniamo rapidamente alla sanità, ma è solo per una notizia di cronaca legata alla West Nile. 5 morti è il primo cluster, alert della regione a comuni e ULS. C'è un focolaio nel Veneziano, la regione ai sindaci dice fate la disinfestazione anche prima delle sagre. Arriva ai medici di famiglia un'informativa per distinguere la febbre dal West Nile virus da quella legata ad altre malattie. Insomma, la notizia sul Corriere del Veneto di oggi. Sempre sul Corriere del Veneto un'altra flash: il governo entra nella fondazione Milano Cortina alle Olimpiadi 2026. La decisione, già preannunciata nelle scorse settimane durante un vertice a Roma, è stata formalizzata ieri dall'esecutivo Draghi, che ricordiamo ancora in carica per gli affari correnti dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio. La novità è contenuta nella bozza del decreto aiuti bis, per quanto ancora in fase di limatura. Questa fondazione sarà gestita da un consiglio di amministrazione composto da 14 membri, ma sarà proprio Palazzo Chigi a nominare con decreto l'amministratore delegato. Insomma, il governo entra, possiamo dire, in zona Cesarini nella fondazione appunto dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.